Rieccoci a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta ci autopubblicizziamo a rientro dalla pubblicità che è gioco di parole, puntata che si divide in due parti, nella prima parliamo di sanità, mentre nella seconda parleremo del tema che è d'attualità, che è il riconoscimento anagrafico per quanto riguarda le coppie gay. Allora abbiamo parlato, dottor Alvise, mi chiamo per nome dottor Antonio, ovviamente del problema dei denti. Adesso invece andiamo a una tematica che sembra così, ma colpisce molte persone, tra l'altro anche mia moglie ha dei problemi di apnea, che quindi è andata a farsi vedere il naso, è andata ovviamente a fare le operazioni per aprirsi, che ne so se non so spiegare tecnicamente. È davvero un grande problema questo? È un problema che è enorme. C'è uno studio pubblicato all'Università Bocconi per la quale si stima che in Italia... Allora, facciamo così, le apnee ostruttive del sonno, cosa sono? Spieghiamolo bene ai nostri spettatori così riusciamo a capire anche il ragionamento. Giusto? Le apnee ostruttive del sonno sono un problema che si manifesta nelle fasi più profonde del sonno, quando tutti i nostri muscoli sono completamente rilassati, siamo come un sacco di patate abbandonato sul materasso, e a causa di questa perdita di tono muscolare, il tratto che va dalla parte posteriore del naso... l'immagine ovviamente di gente che... Esatto, il tratto che va dalla parte posteriore del naso e arriva più o meno a questa altezza, all'altezza del pomo d'Adamo per intenderci, che ha solo pareti muscolari, si chiude. E chiudendosi viene a mancare l'apporto di ossigeno al nostro corpo. Questo scatena un insieme di fenomeni estremamente complesso ed enorme, per cui aumenta la produzione di adrenalina, che aumenta il tono muscolare e ci risveglia, altera la risposta ad alcuni ormoni come la leptina e la grelina, che sono responsabili... Ecco, cosa sono questi? Che sono due ormoni che sono responsabili del senso di fame e di sazietà, per cui spesso questo problema è più... anzi, storicamente si considerava un problema soltanto degli obesi, invece è un problema che riguarda anche le persone magre, però le persone che soffrono di disturbi respiratori del sonno più facilmente diventano obese. Altera la risposta delle nostre cellule all'azione dell'insulina, che è quell'ormone che regola la quantità di zucchero che c'è nel nostro sangue e quindi peggiora l'andamento del diabete o predispone allo sviluppo del diabete in alcuni pazienti, crea uno stress generale al nostro organismo, perché si ha la liberazione di sostanze ad azione infiammatoria specifica che come effetto collaterale portano un indurimento delle arterie, alzando il rischio cardiovascolare, infarto, ictus cerebrale, ipertensione arteriosa. Disastro? È un disastro totale. È meglio proprio stare svegli tutta la notte? No, perché... Sto scherzando, hai capito, dottore? Perché... Lei sta scherzando, ma involontariamente ha detto una cosa che è importante. Il sonno è un'attività che è essenziale per la vita. Noi non possiamo non mangiare, non respirare e non dormire. Se non dormiamo si muore. Tant'è che dal punto di vista delle leggi di guerra, la tortura con la privazione del sonno è considerato un reato. Certo, ma senta, ma uno come fa a accorgersene, o perlomeno viene da lei e le chiede: dottore, ho questo problema, lei che mezzi, che tecnicamente come fa a capire qual è il problema del paziente che non dorme la notte? È un problema... Questo è l'altro discorso, è come il discorso dell'impianto, no? Ci sedere un'altra settimana forse per parlare approfondito. Sì, saremmo rapidissimi. Allora, ci sono due tipologie... Abbiamo poco tempo, allora non vorrei mai... Due tipi di pazienti, quelli che vengono perché il compagno di letto si lamenta che russa. È il caso più semplice. Sfortunatamente... ma arrabbio anch'io se qualcuno russa vicino. Certo, ma chi russa in maniera rumorosa disturbando il partner o si sente dalla stanza adiacente è quello che per primo dovrebbe venire. Poi ci sono, nel caso dei maschi, quelli che cominciano ad alzarsi di notte per andare a urinare e prendono e vanno spesso dall'urologo. La minzione notturna, che in termine tecnico si chiama nicturia, può indicare la presenza di un diabete, di un problema alla prostata, ma anche essere un segno di apnea ostruttiva del sonno. C'è il paziente che soffre di ipertensione arteriosa, che ha difficoltà a controllare con i farmaci. Questo, siccome i farmaci di oggi diventano sempre più potenti, è un fenomeno che diventa sempre meno evidente, però c'è. C'è il paziente che soffre di fibrillazione atriale, che ha avuto un infarto miocardico,
sono tutti pazienti che ha la sindrome, come la chiamano gli oculisti, la sindrome della floppy eyelid syndrome, cioè delle palpebre flosce, sono una caratteristica che è tipica di chi ha facilmente questo problema. Ho capito, dunque ha ragione, ci vuole davvero, dobbiamo trovarci un paio di mesi per risolvere questo, però cerco di semplificarlo e farlo capire. Quindi io vengo da lei e le dico, partiamo dall'inizio. Dottore, ho problemi, la notte non dormo. Lei che ricerche fa su di me per riuscire a capire da che parte arriva il mio problema? Sono ricerche soprattutto, prima di tutto, all'interno del fisico oppure sotto un aspetto psicologico, non so? Ci sono entrambi gli aspetti. Innanzitutto parlo con la persona, questa è la condizione fondamentale, bisogna conoscere i pazienti per capire che problema hanno. Una volta che si ha il sospetto, cosiddetto diagnostico, cioè si ha il sospetto che il paziente soffra di quel problema, allora abbiamo degli strumenti che ci consentono di misurare come dorme. Senta, fermo, io le interrompo così arrivo alla domanda. Nei casi che sono venuti da lei per questa problematica, la percentuale qual è? L'80%. Sì, l'80% non dorme, per quale motivo? Allora, più o meno ho capito che ci sono molti per un tipo, altri per altri tipi, però la massa, definiamola così anche se non è bello, qual è il problema che si... Abbiamo due tipi di problemi, le apnee ostruttive del sonno che interessano più o meno il 50% delle persone che dorme male, l'altro 50% è rappresentato dalle forme di insonnia. Le insonnie, che si distinguono come difficoltà di addormentarsi o risveglio precoce nella notte, possono essere a loro volta provocate dalle apnee ostruttive del sonno. Il nostro cervello sa che se dormo andrò in apnea e non ti faccio dormire perché così non vai in apnea. Sono ancora quelli che si alzano, che vanno in giro per la stanza? Il sonnambulismo è un altro tipo di patologia del sonno che è di competenza neurologica e anche questa qui rientra e viene studiata con opportuni sistemi. Nel bambino è abbastanza normale perché il cervello del bambino è abbastanza immaturo, nell'adulto è più eccezionale. E la mancanza del problema delle apnee, ovviamente come ha detto lei, comporta delle cose molto pericolose, addirittura infarto, l'ictus e tant'altro. C'è chi usa la maschera dell'ossigeno per evitare che ciò accada. È utile questa oppure ci sono degli altri metodi allora, che possono supplire? La maschera che lei descrive perché si chiama... dormire con la maschera non è una delle cose... Allora, la maschera che lei indica si chiama CPAP, che è l'acronimo di Continuous Positive Air Pressure, cioè un piccolo compressore che soffia aria nel naso e nella bocca. Tutti gli italiani la chiamano maschera però. Esatto, però si chiama CPAP. Cominciamo a parlare così. Certo, e questa macchina soffiando aria mantiene aperte le vie aeree. Ci sono pazienti che la tollerano benissimo e spesso chi soffre di questo problema quando la usa immediatamente ha un tale sollievo usandola che fa difficoltà a rinunciare. Ci sono pazienti che non riescono a utilizzarla. Allora chi non riesce a utilizzarla ha degli altri strumenti che possono essere utilizzati. Ci sono degli apparecchi che facciamo noi dentisti e devono essere dentisti esperti nei disturbi respiratori del sonno perché se no non funzionano e ci sono delle procedure chirurgiche che possono essere fatte di competenza dell'otorino, del chirurgo maxillofacciale. È indispensabile il controllo del peso in chi è sovrappeso. Cioè proprio mi ha dato delle soddisfazioni oggi in questa trasmissione, a me che ho un peso proprio dall'inizio della puntata, che è un piacere davvero. Detto questo, no, spiego perché il dottore ha detto deve dimagrire, ha perfettamente ragione, poi ogni cosa che mi sta dicendo ricarica ancora sul peso e quindi divento problematico. Al di là di questo, molti prendono ovviamente dei farmaci per... Non ci sono farmaci per le apnee ostruttive del sonno ancora disponibili. E per dormire la notte? Per dormire la notte ci sono dei farmaci che favoriscono l'addormentamento che... ti rilassano? Sono dei farmaci che rilassano, diciamo così per usare una terminologia grossola. Se le faccio esempio un farmaco che è un po'... Se lei prende un Lexodan e soffre di apnee ostruttive del sonno, le peggiora. No, apnee, se ho difficoltà... Certo, io la faccio dormire perché le do un farmaco per farla dormire che l'addormentamente. In realtà non dorme perché sono tutti farmaci che le fanno chiudere gli occhi, ma non le fanno avere un sonno fisiologico, cioè normale,
e in più se soffre di disturbi respiratori del sonno li aggrava. Io adesso le racconto, dottore, un aneddoto che è la mia storia, per questo le ho detto, le ho nominato Lexotan, perché io una volta avevo paura del male, poi ho avuto l'ira di Dio, pensi lei, quando andavo dal medico avevo paura, il mio medico mi diceva tu hai un problema di testa, non hai male, mi dava Placebo, pastiglie così. Allora mi dette Lexotan e ricordo una volta ero in montagna, prende in Val Gardena per prendere una seggiovia, una funivia, anzi era, preso dal panico, molto preso ho preso paura e sto morendo, mia moglie sta morendo. Ho preso 80 gocce in 4 colpi di Lexotan. Lei sa cosa vuol dire 80 gocce di Lexotan? Bene, sì. mi creda, poi ho preso giù al ristoro appena arrivato delle camomille ed ero sveglio come un fringuello. Ovviamente per 3-4 ore poi era sesso a letto, ho dormito per un giorno intero consecutivamente, no? Voglio dire, e le ho fatto questo paragone esempio perché la testa è molto importante in questo. È fondamentale, però deve considerare che tutti questi farmaci possono avere anche delle cosiddette reazioni paradosse, cioè invece che calmare possono provocare delle reazioni di eccitazione, più spesso nelle persone anziane. Io avevo paura e ne ho preso prima 20, poi 20, a distanza di un'ora ne ho preso 80, insomma. Nelle persone anziane, ad esempio, è molto frequente che la somministrazione di farmaci che hanno un'azione sedativa, che calmano, provochino invece una reazione maniacale, quindi si agitano, diventano persone difficilmente controllabili. Senti, il non dormire è un problema che di ansia, è un problema di una vita non bella, il pensiero del lavoro, il pensiero della famiglia, tutti i pensieri che a ognuno di noi ovviamente se li porta quando si corica a letto e influiscono nel sonno. Certo, perché noi per dormire dobbiamo riuscire a spegnere il nostro cervello, quindi tutti i motivi di preoccupazione sono degli ostacoli a spegnere il cervello. Nel nostro team, ad esempio, noi abbiamo lo psicologo che ha proprio la funzione di aiutare quelle persone che non riescono a gestire le loro emozioni in maniera sufficiente, li aiuta a guidarli perché riescono a spegnere la sera il cervello e possono poi dormire. Senti, io la notte sogno di essere bello, ricco, di avere Anch'io. la barca di 150 metri, no, la battuta, il sogno, cosa influisce nel cervello umano il sogno di una persona? C'è un sogno che poi ti svegli e capisci che era un sogno, ci sono sogni che non capisci nulla, me li può spiegare se si possono spiegare? Magari si potesse dare questa risposta, non sappiamo perché si sogna, noi sappiamo che nelle fasi del sonno, quando sogniamo, avviene un'attività di riorganizzazione delle nostre esperienze e di quello che è accaduto durante il giorno, per cui fissiamo i ricordi, cancelliamo i ricordi inutili, rielaboriamo le esperienze e abbiamo quella attività creativa che ci permette di risolvere i problemi. Il famoso proverbio "il sonno porta a consiglio" deriva da questo. Senti, e nel sonno il non dormire, oppure nel sonno, il muoversi a letto ha una relazione nel problema dell'insonnia, insomma, no? C'è gente che si gira molto, gente che si gira poco, gente che è più ferma, cioè influisce oppure è una cosa che non conta normalmente nulla? Quando dormiamo nel corso di una notte cambiamo posizione 5-6 volte, non di più. Ci sono persone che soffrono di una malattia seria di competenza neurologica, che è la sindrome delle gambe senza riposo, e che possono avere l'impossibilità di addormentarsi perché sono costretti dal loro cervello a muoversi così tanto da impedire loro di dormire. Sono patologie molto serie, richiedono specialisti, non è il mio ambito questo qui. Cos'è il disturbo dell'attenzione? Il disturbo dell'attenzione è un problema molto frequente nei bambini, per cui la persona ha difficoltà ad attendere i propri impegni. Le racconto un aneddoto. Io ho conosciuto un signore che faceva il cassiere di banca e questo qui si è rivolto al centro del sonno dove io frequentavo perché continuava a sbagliare i conti della cassa. Dice: io sono 40 anni che faccio il cassiere di banca, mi è sempre tornata la cassa tutte quante le sere, da 3 mesi la cassa non torna. La faccio controllare da un collega e il denaro è esattamente quello che è previsto. Sbaglio a fare i conti con la calcolatrice. Questo paziente è un signore che soffre di disturbi respiratori del sonno, cioè aveva apnee ostruttive del sonno, queste qui interrompono il sonno, non riuscendo a dormire in maniera corretta, perde la capacità di portare attenzione al proprio lavoro. Senta, il problema del sonno è un problema che riguarda
indipendentemente tutti, oppure se uno vive in una città, Milano, Roma, Londra, ha più possibilità, Giappone a Tokyo, ha più possibilità, non so se sono chiaro una domanda, di rimanere sveglio la notte, che uno magari vive su in una montagna in Val Badia ed è lì da solo e quindi non ha tutte le problematiche. Influisce il posto dove si vive? Influisce in maniera enorme. Noi, se vogliamo dormire bene, abbiamo bisogno di avere una camera fresca, silenziosa, buia, e avere un letto comodo. Il letto deve essere comodo, deve essere usato per dormire e per fare l'amore, non per lavorare, perché è la cosa più sbagliata che ci sia. Dopodiché è chiaro che se viviamo in una città molto rumorosa è più facile essere disturbati che se non viviamo nel nostro calore, dove nella notte... Solo per questo motivo, non per la giornata lavorativa e lo stress giornaliero? Lo stress giornaliero c'entra per quel discorso che facevamo prima della necessità di controllare e di gestire le emozioni. Senta, io non dormo la notte, quando non dormo mi sveglio e comincio a contare le pecore. È una cavolata quella che No, faccio? non è per niente una cavolata. Perché arrivo a tante pecore, poi mi stanco e quindi... Io, quando mi capitano pazienti che si svegliano durante la notte, dico sempre: lei si alza, prende un libro di carta, si mette sulla poltrona o sul divano con la copertina, una luce non molto intensa gialla e un libro un po' noioso. Lo legge e vedrà che dopo un quarto d'ora si addormenta. Ah, beh, ci ha dato un'idea. No, per fortuna non ho di queste problematiche, però ovviamente faccio domande che sento, ovviamente, perché certo, sento che è un problema che colpisce molte persone, quindi è giusto anche chiarirlo. È stato molto interessante perché ci vorrebbe molto tempo, come quello diceva. Che abbiamo visto sul sonno è che è veramente, se ne occupa lui, perché non è, però io, insomma, siccome noi siamo a contatto tutti i giorni, parliamo, ci confrontiamo. Infatti mi sembra più tranquillo, perché lui ha capito, il dottor Avisi, come si fa, quindi la notte sa come dormire, invece lei, il dottor Olivo, un po' più, ha capito, ha un po' più difficoltà in questo. E abbiamo visto che è proprio un settore molto interdisciplinare, cioè ci sono talmente tante competenze e allo stato attuale ci sono pochi medici che hanno la capacità di mettere insieme tutti questi aspetti, perché quindi... molto spesso il paziente si riferisce all'otorino, al pneumologo, però non c'è, noi siamo riusciti diciamo, da un po' di tempo a creare ragione più. Che nell'azienda ospedaliera ci vuole anche molto tempo prima che uno venga visitato, e quindi andare in uno studio come il vostro sicuramente anche, ed è una bella cosa quella che abbiamo detto questa sera, può essere utile perché viene fatto in tempi rapidi e quindi il problema si può risolvere più velocemente. Guardi, vorrei aggiungere due cose. Una è che il Ministero della Salute individua l'odontoiatra competente, quindi il dentista esperto, come la figura sentinella per trovare le persone che soffrono di disturbi respiratori del sonno, delle apnee ostruttive del sonno. Il secondo aspetto è che è una patologia questa che è multidisciplinare, per cui coinvolge il dentista, il pneumologo, l'otorino, il neurologo, lo psicologo e il dietologo. Quindi sono 6 specialità diverse che debbono interagire. È difficile, purtroppo, trovare centri dove trova tutte queste persone insieme. E da voi c'è, perché c'è, avete molti medici specialisti in psicologia, pneumologia, dietologia, otorinolaringotria, mi sono anche un po' incappato, e poi avete anche una medicina estetica dove avete dei trattamenti di chirurghi estetici e tant'altro, quindi si può raccontare anche questa, perché siamo quasi in chiusura, questa parte del vostro studio. Quello è un altro ambito che noi abbiamo sviluppato da un po' di tempo, dopo che ci siamo trasferiti nella nostra nuova sede, dove abbiamo una sala operatoria per fare interventi in anestesia generale, e abbiamo cercato... Uno dice: perché dal dentista c'è una sala operatoria, insomma? Perché noi abbiamo costruito questa nuova struttura con l'idea di sviluppare determinati settori dell'implantologia che poi abbiamo portato avanti negli anni, interventi particolari, in situazioni particolari, è meglio eseguirli in anestesia generale, in narcosi, perché è più sicuro per il paziente, più comodo per noi e alla fine si quindi riesce. Quindi c'è anche l'anestesista? Certo. In ospedale non ce ne sono, da voi c'è, quindi siete e facciamo anche la terapia antalgica con l'anestesista, ad esempio. E il discorso della chirurgia plastica è nato da questo punto in poi e l'abbiamo sviluppata. Adesso abbiamo una dottoressa molto brava che ha una grande esperienza e quindi abbiamo portato avanti anche questo aspetto, perché poi, soprattutto per quello che riguarda il viso,
perché sul corpo noi ovviamente facciamo un passo indietro, ma per quello che riguarda il viso c'è una grande interazione tra la parte dei denti. Lavorate anche con laser, quindi mi sembra di capire. Lavoriamo anche con laser, sì, certo. Che è ovviamente un metodo. Sì, però il laser è come gli impianti, è come il discorso, certo, ci vorrebbe certo. una giornata per parlare oggi di nelle sale operatorie a livello arrivano i robot e i chirurghi operano tramite robot. Una volta bisognava aprire il corpo umano per fare determinate operazioni, oggi vai dentro e con 2 buchi semplifico il fatto, però sì, il concetto è questo, eviti molti sì. problemi al corpo umano, quindi anche da voi. Certo, l'invasività chirurgica si è molto ridotta, questo assolutamente sì, ma in tutti gli ambiti, non solo nell'ambito odontoiatrico, non solo nell'ambito estetico e la chirurgia plastica. E vengono per far questo più donne o più uomini a farsi belli? Ma le dirò 50, che c'è 50. Una buona distribuzione tra i due sessi, non c'è una predominanza di uno o dell'altro, anzi in alcuni casi quando meno te lo aspetti è l'uomo che magari ha più esigenze della donna. Senta, per quanto invece la medicina rigenerativa? La medicina rigenerativa è un settore in grande sviluppo che noi utilizziamo sia nell'odontoiatria, sia nell'implantologia e anche nella chirurgia plastica. In pratica noi riusciamo a prelevare dal nostro corpo delle cellule nel sangue, le trattiamo, le centrifughiamo, le concentriamo e poi le rinfondiamo nel paziente. Lì ci sono dei fattori di crescita che stimolano la guarigione e la rigenerazione. E aiutano a guarire prima praticamente. Aiutano a guarire prima, esatto. E quindi è un'altra... È un altro bel vantaggio per il paziente perché in alcune situazioni abbiamo visto, noi ormai lo utilizziamo questo sistema da quasi 10 anni, abbiamo visto che per quello che riguarda le guarigioni, soprattutto nella bocca all'interno del cavo orale, riusciamo a velocizzare le guarigioni e ad avere anche dei tessuti qualitativamente migliori. A conclusione, dottor Arvise, lo staff vostro di quante persone è composto? Nel nostro studio ci sono 10 professionisti medici. Oltre a quelli che abbiamo nominato prima c'è il collega che si occupa di diagnostica ecodoppler vascolare, abbiamo il neurologo che è da poco entrato, abbiamo il collega anestesista che si occupa di terapia antalgica, oltre che la terapia anestesia, abbiamo igienisti, 4 odontoiatri e una decina di collaboratori. Diciamo che chi viene da voi lo deve fare per prevenire, come abbiamo detto nel caso specifico dei bambini, che anche già da lì si può iniziare una certa strada per far sì che nascano con i denti giusti, insomma a qualsiasi altro tipo di problematica che un paziente ha, non tutte, perché altrimenti, però quelle che abbiamo citato, soprattutto quella del sonno, che mi sembra sicuramente un fatto dove vengono colpite molte persone, credo sia la strada giusta venire da voi per cercare di dormire di più la notte, giusto? È quello che cerchiamo di fare addormentare. Sono sempre più convinto che lui è più tranquillo perché sa il trucco per dormire. Sa il trucco, però non ce lo vuole raccontare. No, non ce lo vuole dire, non ce lo vuole dire. Cercheremo di pungolarlo per farcelo confessare, senza tortura. Senza tortura. Al di là di questo vi ringrazio davvero, è stato molto utile avervi avuto ospite, anche perché abbiamo spiegato ai nostri telespettatori per quanto riguarda l'impianto odontoiatrico e oggi ho un problema di sonno anch'io nel parlare, è un problema invece per quanto riguarda il sonno, che sono le tematiche più importanti e se vengono a trovarvi sicuramente risolveranno i loro problemi tutti quanti, che ovviamente ne avranno esigenza, ne avranno necessità più che esigenza. Dunque grazie al dottor Arvise Cappello, grazie di essere stato con noi, grazie anche al dottor Antonio Olivo, grazie davvero di essere stato con noi. Vi auguro un in bocca al lupo per la vostra attività e che sia ricca di guarigioni, uso questo termine che è proprio il più idoneo. Invece noi andiamo in pubblicità, poi rientro, ovviamente parleremo delle coppie gay, a tra poco.